E veniamo a un'iniziativa che è un'iniziativa di conoscenza, quindi è cultura, è il mondo dei robot, perché a Dedellandia c'è un viaggio nel fantastico mondo dei robot. La rassegna si chiama La città dei robot. La robotica e la meccatronica oggi sono delle grandi realtà che non riguardano solamente momenti di interesse relativo, ma riguardano anche e soprattutto aspetti della nostra vita che sono fondamentali. Pensate alla robotica e alla meccatronica applicata alla sanità, pensate agli interventi in laparoscopia che vengono eseguiti attraverso un sistema robotico, che sono di precisione e molto poco invasivi. Vediamo il servizio. Robot umani così come in sembianze animali, proprio come i nostri fido-domestici, un vero sguardo verso il futuro robotizzato che ormai è sempre più presente. Questa è la città dei robot, 50 in tutto, in mostra negli spazi del Teatro delle Dedellandia, che sino al prossimo 5 giugno mostrerà a tutti quanto la robotica e l'intelligenza artificiale caratterizzino le nostre vite. Un vero successo internazionale che ha già spopolato in città come Tallinn, Praga, Atene e Milano con l'organizzazione di SEICAP SRL. La città dei robot è una mostra che vede in esposizione 50 robot provenienti da tutto il mondo. Si tratta di modelli differenti che svolgono tantissime attività ed è una mostra ludico e didattica. Ludico in quanto ci sono dei robot che hanno un target prettamente per i bambini, quindi servono a farli divertire, ma didattica anche perché molti di questi robot in realtà vengono oggigiorno applicati in tantissimi campi, dallo scientifico anche al campo medico. È una iniziativa che fa da veicolo trainante per la divulgazione della cultura robotica verso il grande pubblico. Infatti il nome è emblematico, no? La città dei robot. Perché la città dei robot? Perché i robot stanno diventando sempre più, come io uso dire, antropici, cioè nel senso che si prefigura uno scenario in cui i robot potranno essere utilizzati in coabitazione con gli esseri umani. Già, infatti molto spesso si crede che i robot poi tolgano spazio a quelle che sono le attività dell'essere umano, dell'uomo, invece devono essere usati e indirizzati per coadiuvare queste attività, e quindi anche l'uomo dirige i robot e ci sarà bisogno anche di una forte specializzazione.